Finisce il viaggio in Coppa per il Futsal Emiri, siamo qui con il tecnico Cinzia Orlando, le chiediamo subito un giudizio sulla partita terminata contro il Figarazzi con il risultato di 3-7. Beh, che dire, forse è risultato un po' bugiardo perché comunque soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, eravamo anche andati in vantaggio, avevamo rimontato lo svantaggio iniziale, poi comunque subire un gol negli ultimi 20 secondi forse del primo tempo su tiro libero, non voglio dire discutibile, però qualcosa da rivedere sicuramente c'era, però va bene così. Loro ha dato morale questo pareggio e noi un po' ci ha tirato giù e nel secondo tempo non è andata come speravamo. Ai punti probabilmente il Futsal Emiri avrebbe meritato qualcosa in più, un primo tempo ottimo, secondo tempo abbastanza rivedibile. Qual è stata la differenza tra questi due tempi? Beh, la differenza direi, ma forse io direi che l'arbitro un po' ci ha messo del suo, ma anche noi siamo stati un po' leggeri in alcuni interventi e siamo andati sotto malamente anche subendo 3 tiri liberi. Quando il loro portiere ha invece preso di tutto, abbiamo tentato in ogni modo di superarlo e non lo so nel secondo tempo cosa è successo, forse hanno cambiato portiere e a me sembrava sempre uguale, però ha fatto degli interventi importanti e quando il portiere fa degli interventi importanti la squadra prende morale, dall'altro lato invece c'è un po' di frustrazione. Ecco, la differenza è stata questa, la frustrazione da un lato e invece il morale dall'altro lato grazie al loro portiere. Adesso una domanda più dal punto di vista psicologico, l'avere a disposizione soltanto un risultato su 3 contro invece una squadra che ne avesse 2, quanto pensa che possa aver influenzato la sua squadra? Allora, da questo punto di vista poco, perché i ragazzi scendono in campo per vincere sempre, noi questi calcoli, pareggio, non li facciamo mai, anche a parti invertite comunque avremmo giocato per vincere, quindi da questo punto di vista gioca poco, diciamo, il fattore 2 risultati su 3, 1 su 3, va bene così comunque. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima gara di campionato, in questo caso contro il Pioppo, 16 dicembre, come la preparerà e cosa si aspetta da una delle formazioni più importanti di questo campionato? Beh, sicuramente ripartiremo dagli errori fatti oggi, dobbiamo migliorare, poi comunque avremo a disposizione i nuovi ragazzi e quindi un po' cambierà sicuramente l'assetto della squadra, abbiamo sicuramente voglia di rifarci.